Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova edizione del premio Giorgio Lago Juniores 2026. 10 anni non sono soltanto un anniversario importante, sono una traccia importante nel cammino di questo premio, di questa manifestazione. Una traccia importante perché in questi 10 anni è stato dato spazio ai giovani, alla loro curiosità, alle loro idee, alla loro capacità anche di leggere il presente ma non con superficialità. I temi sono stati svariati in questi anni, dalla guerra all'ambiente, al nucleare, all'ultima edizione il filo sottile tra l'essere e l'apparire. Ma questo premio è un premio importante anche per chi, come me, fa questo mestiere, il mestiere di giornalista, un mestiere che negli ultimi anni, e mi scuserà Sua Eccellenza Vescovo Tommasi, risente di una crisi di vocazioni. E questo premio ha quindi la capacità di tenere sveglia questa fiammella e di entusiasmare verso questo mestiere che è sicuramente un mestiere molto, molto utile e molto importante. Qualcuno ha detto: nessuno decide di fare il giornalista per migliorare l'umanità, ma un buon giornale e una buona informazione sicuramente lo migliorano. Claudia Vigato, come sempre, mi accompagna in questo viaggio. Buongiorno a tutti e benvenuti. In 2 edizioni consecutive del premio Giorgio Lago Juniores, 2 anniversari importanti. Nel 2026 il ventennale dalla scomparsa di Giorgio Lago e quest'anno il 10° anniversario delle edizioni di questo premio. Un anniversario che si è compiuto in un arco temporale di profonda trasformazione per i professionisti del settore e nonostante la rapida evoluzione del mondo del lavoro, il mestiere del giornalista ancora affascina i giovani e a dircelo sono proprio i dati che questo premio ha consentito di raccogliere. Negli ultimi 3 anni infatti la partecipazione dei singoli studenti è raddoppiata ed è aumentato anche il numero degli istituti coinvolti e questo sicuramente farebbe piacere a Giorgio Lago ed è proprio da lui che vogliamo partire come sempre nel suo ricordo, nel ricordo di un professionista ma anche di un uomo, un marito e un padre. Lo facciamo con questo video. Oramai mi consola oramai mi sorvola l'amore invano, così leggero, e piovono baci dal cielo, leggeri come fiori di melo, gocce di mercurio dal cielo. Sono immune, oramai è come un fiume, l'amore invano, così leggero. Baci dal cielo, leggeri come fiori di melo, indaco dagli occhi del cielo.
dal cielo, leggeri come fiori di melo, gocce di mercurio dal cielo. Esplodono baci dal cielo, i nostri bei figli sul pelo, indacola gli occhi del cielo. Indacola gli occhi del cielo. Con gli occhi del cielo. Perché ha deciso di fare il giornalista, Giorgio Lago? Ma non lo so, è molto per caso, potrei usare una battuta solo perché mi sono ritrovato in un certo momento a conoscere dei giornalisti, dei bravi giornalisti sportivi nazionali, e ho cominciato un'avventura partendo nel giorno del mio compleanno, un 1° settembre di tanti anni fa, e partendo per Milano così all'avventura. Ecco, non c'è stato un inseguimento, non c'è stata una ricerca, forse era dentro di me, vedendo in retrospettiva sento che avevo molta curiosità, sento che avevo molta voglia di raccontare, e assieme agli amici avevo molta voglia di dire la mia. Ecco, forse la spinta, la molla che mi ha buttato verso il giornalismo era la voglia di partecipare e di dire la mia. Direttore, meglio essere o meglio apparire? Meglio essere. Apparire è una forma indecente che sta sublimandosi oggi oltre ogni pudore. Anzi, il dramma di oggi è che esiste l'apparire, non l'essere. Personalmente amo spiegarmi, tentare di spiegarmi. Quando non riesco a spiegarmi, quello che ho scritto è un fallimento. Non mi interessa la bella cosa, la cosa scritta bene, mi interessa essere capito dal più largo numero di lettori. Dico sempre che ho bisogno che mi capisca il contadino, che mi capisca il barbiere. Non scrivo mai pensando, non penso mai a un avvocato, non penso mai a un professore universitario, anzi me ne frego assolutamente di quella che è il mio plafond, piccolo plafond culturale, ma tendo sempre di renderlo popolare. È un giornalista, un opinionista di Repubblica, è la persona che mi ha maggiormente insegnato a capire il Veneto, Giorgio Lago. Grazie. Siamo come pazzi, perché abbiamo l'Europa che ci chiede e ci obbliga a sacrifici, dobbiamo farli, dobbiamo diventare europei, è giusto farli, stringiamo i denti. Poi abbiamo la globalizzazione e l'economia che chiede efficienza, di essere bravissimi, di studiare, di aprirci la testa, di imparare 4 lingue, di diventare con 7 computer, eccetera. E anche questo dobbiamo farlo, soprattutto tra i giovani. Detto questo, però, dove attacchiamo questa spinta enorme a far tutte queste cose insieme, se non abbiamo un senso dello Stato, un luogo al quale crediamo, se non capiamo che sacrifici, cambiamenti culturali, rivoluzione del modo di pensare, eccetera, se questo non c'è un patto tra di noi, se i vecchi valori, diceva il ragazzo, se i vecchi valori sono scomparsi e noi non riusciamo a ritrovarci in un luogo dove ci sia un valore, in cui quando diciamo Stato sappiamo che c'è servizio, sappiamo che c'è dignità, decenza, onestà, che c'è un pelo di valore da ritrovare insieme. Questo è un punto, perché se no diventiamo tutta una serie di macchinette impazzite, non solo a nord-est, ma ovunque, dove non riusciamo a trovare dentro quella radice. Il nostro amico contadino prima aveva una radice, noi la dobbiamo reinventare, non possiamo ritrovare quella, dobbiamo ritrovare radici forti, nuove motivazioni, ma non possiamo continuare a restare neutri, non avere senso del paese, non avere senso di vincere insieme una sfida.
Cioè tutto questo lo vogliamo ricostruire o siamo convinti di essere una somma di piccoli computer che debbono riuscire a fare assolutamente soltanto il fatturato? Se il Nord-Est crede a questo e se l'Italia e l'Europa crede a questo, io sono convinto che non andremo da nessuna parte. Senza motivazione, senza identità, senza senso di appartenenza, senza un minimo di valore, non si va da nessuna parte. Quelli di Giorgio Lago sempre attuali, e quando lo risento ogni anno mi dico ci manca il suo racconto, ci manca la sua curiosità, una curiosità che speriamo venga coltivata da questi giovani. Ma chiamo subito Francesco Chiavacci Lago per aprire i lavori di questa giornata come associazione, ovviamente amici di Giorgio Lago, ma anche come famiglia di Giorgio Lago che da anni porta avanti questo progetto. Grazie Domenico. Beh, grazie a tutti, benvenuti. Io potrei stare qui 10 minuti a ringraziare tutti quelli che partecipano a questo premio, che è sempre più impegnativo ma ci dà sempre più soddisfazione. Devo ovviamente ringraziare il Comune di Treviso che da anni ci ospita, la Regione Veneto anche nella persona del Presidente che ci onora della sua presenza, ma sono tantissime le persone, i nostri sponsor, Taupec, Banca Prealpi, tutto il direttivo dell'Associazione Amici di Giorgio Lago, con cui collaboriamo per l'organizzazione di questo premio, anche il centro studi regionali Giorgio Lago dell'Università di Padova, che fa parte nella persona di Marco Almagisti sia del direttivo dell'associazione sia della giuria. Ringrazio anche tutti i giurati, insomma Domenico, Claudia, Alessandra Gobbo, tutta l'organizzazione. Io sarò molto breve perché abbiamo una scaletta molto fitta. Dico solo due cose. Oggi è una bellissima giornata, ma ci tengo a sottolineare che questo evento è solo il punto d'arrivo di un lungo processo, di un lungo viaggio che comincia il 1° ottobre quando si apre il bando del premio, che si apre a Castelfranco Veneto perché il comune di Castelfranco, a nostra città, ha un ruolo importante, ci mette a disposizione il teatro accademico e lì facciamo il primo incontro con i ragazzi di tutte le scuole di Castelfranco, che sono più di 200 studenti. Lì si apre il concorso, che è una cosa, e oggi premieremo i ragazzi, ma teniamo conto che durante questi 7 mesi noi incontriamo tantissimi studenti. Tanto per darvi un'idea, i ragazzi che negli ultimi 3 anni hanno partecipato al concorso sono circa 150-160, ma quelli che abbiamo incontrato nelle scuole sono più di 2000 persone. 2000 ragazzi che noi incontriamo, gli facciamo delle piccole lezioni di giornalismo e degli approfondimenti sul tema dell'anno. Questa è una cosa importantissima. Altra cosa che voglio sottolineare, soprattutto in una giornata particolare come quella odierna, in cui c'è uno sciopero nazionale da parte dei giornalisti, insomma, il tema e il momento che vive il giornalismo, non solo italiano ma a livello mondiale, tra social, intelligenza artificiale e altro, è sicuramente un momento complesso, ma credo che sia ancora più significativo puntare sui giovani giornalisti proprio per questo momento di difficoltà o comunque un momento complesso. Ultima cosa, mi rivolgo ai ragazzi che poi diventino o non diventino giornalisti, io gli dico che noi familiari, io, mia mamma e mio fratello Paolo, non siamo giornalisti, ma abbiamo visto mio papà lavorare per anni e l'abbiamo visto lavorare 24 ore su 24, 7 su 7, 365 giorni all'anno. Non c'era Natale, Capodanno, domeniche, compleanni, non c'era nulla. Il suo obiettivo sono sempre stati i lettori e fare il suo lavoro al massimo delle sue possibilità. Per cui sicuramente non lo faceva né per soldi né per fama, lo faceva per passione
ed dedizione nei confronti dei suoi lettori, che lui dice sono sempre stati la mia stella polare. Grazie e buona giornata a tutti. Prima di passare al momento dedicato al tema di questa edizione, desideriamo ricevere i saluti da parte delle autorità civili e religiose presenti. Ospitare il premio significa non solo dare la disponibilità del luogo, bellissimo peraltro quello in cui ci troviamo quest'oggi, l'Auditorium di Santa Caterina, ma anche sostenere il premio, dargli lustro e diffonderne la conoscenza. E per questo ringraziamo il Comune di Treviso e chiamiamo a salutare il Sindaco Mario Conte. Grazie, buongiorno a tutti, grazie alla famiglia Lago per questa opportunità che date alla città di Treviso, ma soprattutto agli studenti. Un saluto ovviamente al Presidente Stefani, a Sua Eccellenza il Prefetto, Sua Eccellenza il Vescovo, con me c'è l'assessore De Gregorio e l'assessore Sernagiotto e do a tutti il benvenuto qui a Santa Caterina. Come diceva giustamente Claudia, e saluto anche Domenico, sostenere questo premio significa credere nei valori di Giorgio Lago, credere nell'importanza dell'informazione, quella corretta, dell'approfondimento, del raccontare la verità in un periodo storico particolarmente complicato, caratterizzato da tanta superficialità che però tende a condizionare l'opinione del popolo. E quindi lo dico chiaramente, abbiamo bisogno di giornalisti, abbiamo bisogno di questo giornalismo. Mi fa anche particolarmente piacere che quel breve dialogo di Giorgio Lago dove diceva com'è che ti sei avvicinato al mondo del giornalismo? Conoscendo dei giornalisti. Ecco, credo che uno degli obiettivi più importanti di questo premio non è tanto premiare, valorizzare alcuni singoli lavori, ma è proprio far entrare in contatto. E quindi per me è davvero un onore che Treviso insieme a Castelfranco diventi automaticamente un luogo di incontro tra i giovani ed esperienze giornalistiche di altissimo livello, con la speranza che guardando ai più giovani possiamo vedere in loro i giornalisti del futuro. Quindi grazie davvero di cuore per questa straordinaria opportunità, un benvenuti a tutti quanti qui a Santa Caterina e un buon lavoro per questa mattina. Grazie. E proseguiamo con i saluti, con il saluto di un giovane presidente di regione che anche recentemente ha dimostrato la sua attenzione verso i giovani con dei provvedimenti che sono alla luce di tutti, sono stati riportati anche sui giornali. Chiamo il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani. Buongiorno, un saluto alla famiglia Lago, a tutte le autorità civili, militari e religiose, a tutti i ragazzi, agli studenti. E quando mi è stato proposto questo invito io l'ho colto subito, non solo perché Giorgio Lago è una figura che ho particolarmente apprezzato, non solo perché è una figura che ha rappresentato la storia anche del giornalismo di questo territorio, ma anche per delle parole che sono state dette poco fa. Noi viviamo oggi in un'epoca del semplicismo, dove bastano pochi secondi, dove meno parli e più restringi il tuo raggio d'azione, più riesci certe volte ad intercettare magari pubblico nei social network, dove magari più semplifichi il messaggio, più hai possibilità di avere condivisioni. Io credo che il giornalismo oggi abbia un ruolo fondamentale, che è uscire dal semplicismo esasperato in cui viviamo, che sia quello di affinare le competenze tecniche che il giornalismo può dare all'informazione, tenendo conto di qualcosa che è stato detto poco fa. In questa società semplicistica, spesso atomizzata, spesso globalistica, c'è una radice che ci deve salvare, ci sono dei valori che preesistono e questo avviene anche per la politica. Le istituzioni vengono prima di me, la regione viene prima di me, dopo di me ci sarà qualcun altro ed è giusto che sia così. Così come per un giornale
un giornalista avrà sempre qualcuno dopo di lui che scriverà, ma quello che resta è il valore di quello che scrivi, il valore di quello che fai, è la dignità con cui tu lavori e con cui tu offri informazione al pubblico, è la capacità di pensare che quello che scrivi non lo scrivi per fare del male a qualcuno o per esercitare il tuo ego, ma per un valore più alto che preesiste anche al giornalista stesso, così come chi fa politica amministra perché il bene della tua regione o del tuo ente preesiste a te stesso. Questo è il valore più profondo che le parole di prima ci hanno insegnato e credo che a dei giovani, a me compreso, queste parole facciano davvero tanto bene. Grazie a tutti e che sia una grande giornata. E concludiamo questo momento dei saluti d'apertura con il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati, un saluto alle autorità qui presenti, un saluto alla famiglia Chiaraci Lago, grazie davvero per questa opportunità di essere qui, di portare il mio saluto e il saluto di tutta la diocesi. Un saluto che va ai premiati sicuramente, congratulazioni vivissime, si scoprono talenti, si riconoscono capacità, si cammina insieme. E nel momento in cui noi veniamo al mondo, siamo oggetto di una vocazione, siamo chiamati alla vita, siamo chiamati a viverla con tutto l'impegno e dare la risposta di quello che ci è stato donato per metterlo di nuovo a disposizione di tutti. È un compito bello quello del giornalismo in questo periodo, la sacralità laica o religiosa, ma la sacralità della vita, della parola, ha bisogno oggi di essere sostenuta. Una parola vera, una parola autentica che abbia a che fare con la realtà e poi così diventa una parola che fa il bene, che costruisce. Parola come pace, come dialogo, come rispetto reciproco, sono parole che abbiamo bisogno di sentirci dire là dove ci raccontano il mondo. C'è poi la vocazione, è l'altro tema di oggi, del impegnare pienamente se stessi in un'attività che dia senso e significato alla vita. Penso che questo lo sport ce lo insegni ed è un momento molto bello di unire questa realtà che non è frivola, non è secondaria, dice della capacità di dedizione, la capacità di impegno e ci dice di una vita che va vissuta come risposta ad una chiamata, se volete della vita stessa, io penso anche di qualcun altro, ma che sia una risposta propria. Senza ciascuno di noi manca un tassello importante della vita, con noi possiamo fare il mondo migliore e questo premio è un aspetto di questo rendere il mondo migliore. Grazie e buona mattinata a tutti. E adesso siamo al momento in cui parliamo un po' di sport, no? Olimpiadi sfida di pace. Le Olimpiadi non sono soltanto una competizione sportiva, sono anche un linguaggio universale che unisce spesso quello che la storia divide. Per entrare nel dettaglio, Claudia, abbiamo appunto questa chiacchierata dedicata alle Olimpiadi con dei personaggi che lo sport l'hanno vissuto intensamente e che ci hanno fatto sognare. Sì, lo scriveva già Giorgio Lago, un tempo le Olimpiadi dettavano anche la sospensione delle guerre in corso e poi non è più stato così purtroppo, oggi lo è ancora di più. Quindi il tema di quest'anno, Olimpiadi sfida di pace, Olimpiadi e pace, sport e pace e solidarietà, ne parliamo tra poco, ma prima introduciamo questo momento con un video. Un'Olimpiade è un sogno antico che tenta di superarsi.
oltre il postmoderno, oltre il gigantismo, oltre l'iperprofessionismo, oltre lo sport inteso anche come affare. L'Olimpiade racconta gli uomini. Non è mai esistito sport separato dalla società, né evoluzione del gesto atletico avulsa dallo sviluppo dei popoli. Un atleta è sempre frutto del contesto. Quasi mai resta un corpo separato dalla bandiera, dalla civiltà, dalla sua cultura. Le Olimpiadi assomigliano solo a se stesse. Non sono nemmeno parenti di altre pur ciclopiche manifestazioni dello sport. Possono far scontrare Owens e Hitler, separare gli Stati Uniti dalla Russia, incatenare i cronometri alla politica. Proprio perché è nata e rinata come sfida di pace alla guerra, ogni Olimpiade è lo specchio del flusso e della vita. Siamo qui nello studio di mio papà, stiamo guardando tutti i suoi libri sulle Olimpiadi, di spunti per il premio Giorgio Lago Juniores quest'anno con il tema Olimpiadi sfida di pace, ce ne sono tantissimi. Mio padre ha commentato moltissime Olimpiadi, ma 3 in particolare come inviato. La prima è stata Monaco 72. Importantissima Olimpiade perché la Germania, a meno di 30 anni dalla Germania nazista di Hitler, voleva rifarsi l'immagine a livello internazionale, ma questa Olimpiade è stata totalmente funestata dall'attacco degli terroristi palestinesi di Settembre Nero, con risvolti politici che tuttora ci portiamo dietro, vista la situazione a Gaza. Montreal 76, seconda Olimpiade, la prima forse vera Olimpiade della modernità, perché dopo quello che è successo a Monaco 72, nel 76 in Canada, i sistemi di sicurezza e l'accesso anche diretto, il contatto diretto con gli atleti cominciava a essere molto più filtrato. Le Olimpiadi moderne mettono in scena tutti i mali della modernità, ma nonostante gli incubi e il doping strisciante ne sublimano tuttora lo sport. Se dovessi portare la mia testimonianza di giornalista inviato per 20 anni nei 5 continenti, sceglierei una ginnasta come la cosa più bella mai vista in vita mia. Nel 1976 a Montreal la rumena Nadia Comaneci volò dalle parallele asimmetriche meglio di un angelo. Fece impallidire sulla trave anche il sogno del miglior acrobata e alla fine ottenne 3-10 di punteggio come non era mai capitato a nessuno. Nadia Comaneci mi sembrò un uccellino acrobatico. Quando alle parallele la vedevo volteggiare, quelle mani mi davano davvero l'impressione di un allegro passero di primavera sui fili della luce. Le sue capovolte, i suoi salti mortali, quel viso teso e felice, una grazia quasi nipponica, un equilibrio senza vertigine a 1,12 m da terra. Comaneci è la ginnasta, sta ancora qui nei nostri sguardi. E la terza Olimpiade raccontata da Giorgio Lago, quella di Mosca 80, di cui abbiamo una testimonianza diretta quest'oggi, perché arriviamo al momento che credo sia il più emozionante, non solo per coloro che saranno premiati, ma per gli studenti che sono venuti qui stamattina, che salutiamo, perché, dicevo, abbiamo la possibilità di vedere dal vivo, di ascoltare la testimonianza di veri campioni olimpici e paraolimpici, che adesso invitiamo a raggiungerci. Cominciamo con Manuel Bortuzzo, bronzo paralimpico nei 100 metri rana a Parigi 2024. E poi invito Rossano Galtarossa, oro olimpico del canottaggio 4 di coppia a Sydney 2000. Ed è la volta anche di Sara Simeoni, oro olimpico, salto in alto, Mosca 1980. La donna che voleva danzare e che invece ci ha insegnato che si può anche volare, 1,97. A dialogare con questi grandi atleti è Giancarlo Padovan, firma dello sport, già direttore di Tutto Sport, editorialista del gruppo NEM. Buona chiacchierata.
Ecco questo, sì. Lo cercavo altrove. Buongiorno a tutti. Noi dobbiamo essere rapidi perché i tempi sono contingentati e non posso che partire da Sara. Si è detto l'Olimpiade è momento di pace, momento di festa, momento di sospensione delle guerre, ma tu, Sara, hai vinto un'Olimpiade boicottata dal mondo, dagli americani. Io ho preparato anche una cosa che voglio ricordarti, non l'ho preparata io, l'ho reperita io dal libro su Giorgio Lago. A un certo punto lui ti fa un'intervista e sei piuttosto pungente con la stampa, poi ci arriviamo, sì, ma la cosa principale è: hai avuto nostalgia della bandiera, ma sentire un inno che non era il mio mi è dispiaciuto un po'. Beh, insomma, dai, pungente. Allora, perché noi siamo riusciti ad andare a Mosca proprio perché era stata boicottata dagli americani, allora l'Italia fino all'ultimo ci ha tenuto in sospeso. Poi hanno deciso di tenere a casa i ragazzi che erano nei gruppi militari e per fortuna in quegli anni lì le donne non erano militari, se no stavamo a casa tutti. Arriviamo lì e chiaramente partecipavamo in anonimato, come stanno facendo i russi, per esempio, no? Che partecipano come atleti. Con quale bandiera? La bandiera olimpica, sì, però l'inno non era chiaramente l'inno italiano. Quello che mi sono detta in quel momento lì era: va bene, l'inno olimpico è bello, però per fortuna abbiamo avuto modo prima di quelle Olimpiadi di far sentire l'inno italiano in altre occasioni, quindi gliel'avevamo già fatto imparare un po', no? Ecco. E poi lì, vabbè, io mi sono cantata una canzone diversa perché l'inno olimpico non lo sapevamo, lo sentivamo solo raramente, ecco. Poi arrivo al punto pungente. Dopo ci arrivo, vado da Rossano, Galtarossa, che è uno che ha fatto tutto nel canottaggio. Intanto ha fatto 5 Olimpiadi consecutive, 6, 5 e mezzo, possiamo dire 5 e mezzo, ecco, 5 e mezzo, comunque 6 Olimpiadi. Ha lavorato come dirigente in una società importante di Padova, è diventato da qualche mese presidente della federazione canottaggio, quindi insomma una vita per il canottaggio, 4 medaglie olimpiche, 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 5 Olimpiadi, 6 Olimpiadi. Lui ha visto un po' tutto e sto parlando da Barcellona 1992 in avanti. Cos'è allora per un atleta, per un uomo, per una persona partecipare alle Olimpiadi, al di là della gara, al di là dell'agone sportivo, al di là di Buongiorno a tutti. Intanto, ascoltando il video di Giorgio Lago, c'è un particolare che forse ci accomuna, perché anche io ho iniziato il canottaggio veramente per caso, quindi non c'è stata una voglia di emulare qualcuno, e poi così gli eventi mi hanno portato a scoprire prima che ero leggermente portato all'agonismo e alle competizioni, e poi quello che ho trovato è la dedizione, l'impegno, la passione, che è il verbo comune che deve essere, che contraddistingue la vita di tante persone che decidono di interpretare un'attività in maniera completa. Per me è stato per molti anni lo sport, nel mio caso poi il canottaggio. Barcellona 92 è stata la prima Olimpiade, appunto, e non potevo sapere che sarebbe stata la prima di 6, poi c'è il dubbio sulla sesta, ma io a Londra c'ero, solo che
un commissario tecnico ha deciso di un po' boicottarmi, quindi poi mi ha relegato negli ultimi minuti nel ruolo di riserva alla mia sesta Olimpiade, ma comunque a Londra c'ero, quindi 92-2012 è stato il mio corso olimpico. È stato un sogno quello a 20 anni di poter, 19 anni, cominciare a rincorrere la possibilità di entrare nella squadra olimpica azzurra e poi vivere quella che è l'atmosfera dei giochi, che pur avendo fatto 14 campionati del mondo, che sono bellissimi, ma 3 vinti consecutivi, 4 vinti assoluti più uno under 19, Under 19, quindi, sì. però l'atmosfera olimpica è assolutamente una cosa diversa, gli avversari sono gli stessi, le nazioni sono le stesse, magari i campi di gara sono gli stessi, ma l'atmosfera cambia tutto e anche la pressione, ed è questa magia. Poi tu sei ai blocchi di partenza e sai che in pochi istanti, in pochi minuti ti giochi 4 anni di preparazione, quindi è una cosa quasi difficile da spiegare. Per me poi, insomma, la carriera mi ha permesso, sono tornato subito con una medaglia di bronzo strappata al photo finish, quindi veramente sofferta e presa quasi con i denti, e da lì ho deciso che era talmente bello che volevo riprovarci, e ci ho voluto riprovare un po' di volte. Insomma, alla fine è arrivata anche la medaglia d'oro, quindi a Sydney 2000 sono passati un po' di anni, ahimè, ma ho avuto la possibilità di godermi l'inno italiano finché vedevamo il tricolore salire sul pennone più alto, quindi è un motivo di orgoglio, anche se è passato del tempo, ma continua per me a essere un motivo d'orgoglio. Ed è questo che io, quando ho avuto l'occasione, ho cercato di trasmettere ai giovani, non tanto l'idea che il mio sia uno sport bello. Sono di parte, probabilmente dico questo, ma dico che lo sport è talmente bello che dà una serie di opportunità, di insegnamenti, e per qualcuno, pochi, perché poi chi va alle Olimpiadi sono la punta di un iceberg, delle emozioni che sono, secondo me, impagabili, che rimangono a vita. Grazie. Manuel Bortuzzo alla prima Paralimpiade ha vinto il bronzo, una cosa fantastica che ha rovesciato totalmente un fatto gravissimo che accadde a Roma ormai più di 10 anni fa, vero Manuel? 7 anni fa, esattamente, precisamente 7 anni fa. Manuel fu doppiamente vittima di un'aggressione e soprattutto vittima per le conseguenze che questa aggressione ha portato. Manuel era già un nuotatore promettente, nuotatore della nazionale italiana, un nuotatore che sarebbe andato comunque alle Olimpiadi e ha dovuto optare, causa l'impossibilità di muoversi con le gambe, per le Paralimpiadi. Ma il suo spirito è estremamente importante. Perché? Perché innanzitutto ha rovesciato una situazione, ha rovesciato dal negativo al positivo, e poi perché Manuel è il più giovane tra questi campioni e quindi il più vicino alla platea di giovani che oggi ospitiamo. E secondo il mio punto di vista lui può dirci innanzitutto i valori che lo hanno sorretto nei momenti difficili e quelli che sono i valori che ha raccolto alla Paralimpiade, e soprattutto come l'ha vissuta, naturalmente bene, naturalmente con un successo, ma certamente anche con uno spirito combattivo molto particolare, perché ripeto, c'era da rovesciare una situazione negativa. Sì, quello è stato forse la parte più dolorosa ma anche più divertente, un po' quella di dover cambiare la prospettiva delle cose. Io, come dicevi bene, ero un atleta della nazionale che stava preparando il mondiale di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, poi spostata nel 2021 per il Covid. Quindi insomma un atleta che si allenava con Gregorio Paltrinieri, che era il suo idolo ed era anche il campione olimpico in carica della gara che stavamo preparando, quindi era come dire un ragazzino di giocare con Messi e Ronaldo in campo, una cosa incredibile. E ritrovarsi da quello a nulla e a dover cancellare, ecco, immediatamente quel sogno dopo 21 anni di sport, perché io faccio gare da quando ho 5 anni, ne ho 26, quindi dopo 20 anni di sport cancellare quel sogno è stata una cosa drammatica e devastante per me. Però nel momento in cui, ecco,
ho voluto dare spazio ho provato a dare spazio alla volontà di dare senso a quello che era rimasto e di essere grato e apprezzare, nonostante tutto, di quello che mi è successo, di quello che appunto avevo ancora, allora è lì che sono riuscito a fare un po' uno switch e pensare e dire ok, aspetta, esiste il mondo paralimpico. Sì, perfetto. Si può nuotare? Sì, perfetto. Ok, andiamo alle Paralimpiadi. Cioè, non ci ho pensato 2 secondi perché ho detto devo riuscire comunque in modo un po' diverso, ma comunque a coronare quello che era un sogno e quindi a chiudere un po' un cerchio aperto da quando sono bambino. E tanti pensano che io sia stato un po' facilitato dal fatto che nuotavo anche prima, la realtà è ben diversa perché in queste condizioni il nuoto è molto diverso, c'è da dirlo, e quindi combattere con anche la memoria di averlo fatto per 20 anni in un modo e doverlo cancellare e mettere da parte per rifarlo e reinventarsi in un altro modo è stato qualcosa di difficile. Oltre al fatto di combattere con i ricordi della mente che mi vedevo davvero io, Gregorio ancora accanto nelle corsie, insomma non è stato assolutamente facile, però ero un ragazzo di 20 anni con tanta voglia di fare, con ancora dei sogni da realizzare e se ce l'ho fatta io insomma ce la può fare veramente chiunque. Quello che cerco sempre di dire o comunque di far capire più che altro, ecco, che io non ho fatto un'impresa eroica, io ho semplicemente inseguito il mio stile di vita, che è quello che deve cambiare secondo me e può cambiare nella vita delle persone, nei ragazzi e in chiunque in realtà, ovvero abbracciare uno stile di vita positivo, sano, bello, che rincorra appunto lo sport o tante altre cose belle che ci sono, ma nel caso nostro lo sport, e che ci dia proprio, capito, quella disciplina, quel rigore, quella voglia, no, di raggiungere un qualcosa nella vita, di farcela, e questo lo sport te lo insegna e ti fa vivere una vera e propria, un vero e proprio stile di vita che poi semplicemente sommando, in questo caso nostro, gli allenamenti e le fatiche fatte portano poi al risultato. Però ecco, di base c'è proprio un vero e proprio stile di vita che io ho semplicemente ripreso anche al di là di quello che era successo e trasformato in sogno di nuovo. Grazie Manuel. Abbiamo tempo, credo, per un secondo giro rapido. E allora a me piaceva sapere cosa i nostri campioni pensano dei giornalisti, a parte che qualcuno in qualche modo lo fa, e poi arriveremo a Manuel che è uno che usa in maniera consistente i social, cioè che è comunicazione ma è anche informazione, perché noi dobbiamo guardare ai grandi esempi come quello di Giorgio Lago, ma non possiamo non pensare che bisogna andare avanti, che la carta come strumento di comunicazione conserva ancora una grandissima presenza in termini di autorevolezza, ma che purtroppo in termini di diffusione è sempre più in regresso. Allora nel 1980 c'era una stampa in grande spolvero e in grande salute, c'era una campionessa olimpica appena laureatasi, campionessa olimpica, questa campionessa aveva anche il record del mondo, appena stabilito poco prima a Brescia, il 4 agosto del 1978, vero? Metri 201, prima donna o seconda donna a superare i 2 metri, l'Ackerman 2 metri, esatto. Ackerman che era una grande avversaria ma anche una grande amica, perché tu dici nell'intervista a Giorgio che è stata quella che ti ha consolato perché non smettevi più di piangere, e non si capisce se dopo l'oro olimpico questo pianto fosse solo liberatorio o anche rivendicativo. Perché dico questo? Non sono una macchina, disse allora Sara, non ho più entusiasmo, perché pensava di smettere. Il peso della responsabilità pubblica è opprimente e poi non mi piace il modo di ragionare sull'atleta, quell'obbligo di non sbagliare. Giorgio le dice, ce l'hai anche con la stampa,
quando pubblica cavolate, quindi vedete che era puntuta. Succede spesso con una certa frequenza. Che cosa non ti va? Chi pontifica senza saperne. E allora che fai? Non li leggo più. Tutte parole tue, Sara. Ecco, è vero. Eri un po' arrabbiata e felice, ma anche arrabbiata, in particolare nella seconda parte dicevi: io sono stata costretta a emigrare a Torino perché a Verona nessuno si è curato dei centri. No, voglio dire, era un'intervista bella puntuta. C'era naturalmente il riferimento ad Azzaro, che è qui in sala, che ringraziamo e salutiamo, marito di Sara. E dice: oltre ad Azzaro, chi ti ha aiutata a vincere? La medaglia del marciatore da Milano mi è stata di stimolo. Ma lasciamo questo. Com'era il tuo rapporto con la stampa? Perché tu sei sempre apparsa molto dolce, molto accondiscendente, però sapevi anche tirar fuori le unghie. Allora, c'è da dire, soprattutto ai ragazzi, no, che sono in procinto di cominciare questo percorso bellissimo di giornalismo. Io ho avuto la fortuna di vivere un momento dove c'erano delle penne eccezionali che scrivevano, cioè una cosa, gli articoli che scrivevano i giornalisti in quel periodo lì facevano trasparire l'emozione che provavano nel vedere il salto, la corsa, lui in canoa, insomma, capito? Quello che veramente provavano, ed era bello perché tu che leggevi l'articolo sì, ti ritrovavi, perché quando gareggi non hai la testa, stai lì a pensare chissà che cosa, devi saltare, nel mio caso, e quindi sei proiettata verso quello. Le cose ti vengono fuori dopo, quando te ne stai tranquillo, quando magari hai smesso, quando rivivi dei momenti, e quindi erano giornalisti importanti, e quando scrivevano qualche cosa, certo che quando io ho fatto il record del mondo prima delle Olimpiadi è stato un qualcosa di particolare. All'improvviso si sono scatenati tutti, poi era il momento in cui stavano nascendo TV private, radio private, cioè c'era di tutto e di più, che si sentivano in obbligo di venire a parlare con te, a disturbarti in qualsiasi momento della giornata e della notte. Cioè, capisci che Era un po' stressante. sì, perché in quegli anni lì noi atleti non avevamo nessuno che ci faceva da scudo, capito? Oggi hanno il manager, hanno dei codazzi di persone che seguono, e per arrivare all'atleta bisogna fare domanda in carta bollata. Noi no, eravamo lì, eravamo in mezzo, capito, a tutto questo, quindi era difficile gestire la cosa, tanto che Erminio prima delle Olimpiadi mi ha presa e mi ha portata in montagna e dice: vediamo se vengono fin su a rompere l'anima e non ti lasciano tranquilla, perché hai bisogno di tranquillità, ecco. E quindi poi magari era per sentire delle domande o delle cose assurde, anche perché in quel momento le cavolate, anche perché incominciavano questi a voler creare il personaggio. Però se io no... Ma no, era perché se non mandavo ad allenare, cioè non potevo mandare un altro a saltare al posto mio, capito? Quindi era difficile, bisognava organizzarsi, non lo so. Perciò c'erano giornalisti che vivevano con noi anche, perché quando noi andavamo a gareggiare prendevano lo stesso aereo, magari erano nello stesso albergo, magari si mangiava insieme,
capito? Sì, Era un sì. giornalista bellissimo. No, era bello, anche se tu stavi sempre con le orecchie dritte perché, capito, non sapevi mai cosa dire. No, però era così, bisognava, erano anni dove andavi in prima pagina se vincevi. Non è come oggi che creano prima il personaggio, poi se salta, se corre, è un optional, spesso e volentieri, ecco. Però diventava... Il risultato per te era la cosa più importante, cioè se lo facevi andavi in prima no, e poi, capito... se no ti criticavano. Cioè io quando ho fatto il record del mondo 2-1, la gara dopo ho fatto 1,99, che era il record italiano fino al giorno prima, una settimana prima. Mi hanno scritto: la Sara salta solo. Salto solo, ma se adesso con 1,80 gli fanno... Cioè, era così. Grazie Sara, grazie della tua spontaneità e dei tuoi ricordi, però che bei tempi quelli in cui li ho visti. Lago non era così. No, meno male, ma lo sapevamo. Che belli quei tempi in cui i giornalisti, li ho vissuti anch'io, condividevano con gli atleti, nel caso mio calciatori, le trasferte, gli aerei, gli alberghi, eccetera, eccetera. Adesso non è più così. Fanno la conferenza stampa. Esatto, o parli lì o niente. Rossano, una cosa molto importante, se tu dovessi dire, innanzitutto il tuo rapporto con la stampa, anche se sappiamo che i giornalisti per il tuo sport si svegliano in genere ogni 4 anni, no, o poco più, ma al di là di questo, se dovessi dire a questi ragazzi di intraprendere l'attività di canottaggio, gliela spiegheresti come un'attività individuale o collettiva? Perché è sia l'uno e l'altro, e nel caso tuo tu eri di coppia, se non mi sbaglio, e quindi bisogna avere un affiatamento molto particolare col compagno, per non parlare delle armi, delle categorie A8, equipaggi molto, molto più consistenti. Ma sicuramente parlerei dell'opportunità di vivere un'esperienza di squadra, di gruppo. Poi dopo c'è anche la specialità individuale, c'è il singolo, che è una delle tante specialità che prevede il canottaggio. Però anche quando fai il singolo, comunque sei in mezzo a un fiume o in mezzo a un lago, raramente sei da solo, anche per un discorso di sicurezza. E quindi comunque è un'esperienza che fai. Poi da giovani assolutamente la fai assieme ad altri coetanei, comunque a gruppi di, chiamiamoli colleghi, di compagni di esperienza con cui condividi le giornate, condividi l'apprendimento, magari ogni tanto condividi anche quello, si può limitare ma non si può evitare al 100%, anche qualche tuffo in acqua, perché all'inizio se si sbaglia, quando si comincia ad utilizzare le imbarcazioni, quelle da gara che sono un po' più estremizzate, sono ovviamente più veloci ma sono un pelino più complicate da gestire, quindi se si compie un errore un pochino particolare potrebbe succedere che capita il tuffo. Il giornalismo? I giornalisti? I giornalisti erano severi come con Sara, da cui pretendevano sempre un risultato eccezionale. Allora, posso fare una battuta che si aggancia alla precisazione che hai detto tu prima? Sì, noi, siccome siamo dei dilettanti, si ricordano di noi ogni 4 anni, però a parte questo... A parte questo, no, è indubbio, il canottaggio è una delle discipline da cui ci si aspettano risultati in occasione dei Giochi Olimpici. Mi dispiace un pochino l'automatismo con cui certe persone danno per scontato che arrivino le medaglie, di cui noi ovviamente andiamo a caccia, però dobbiamo ricordarci che ci sono anche gli avversari nello sport agonistico. Sì, no, ci sono tutti gli avversari. Piccolo elemento. Non ho mai dovuto gestire la ressa dei paparazzi, questo sì, però grazie anche un po' a una carriera sportiva discretamente lunga, qualche risultato conquistato, insomma un po' di rapporto con i giornalisti c'è stato, tendenzialmente molto bello, in un'occasione anche commovente. Sono riuscito a intervistare mia moglie che invece ha un atteggiamento assolutamente di low profile, e in quell'occasione, chiedendole di descrivermi con una parola, ha utilizzato il termine caterpillar, che per me insomma diceva molto, quindi quando si pone un obiettivo è un caterpillar.
Quindi fedele. Fedele il sostantivo. Mentre se dovessi pensare a uno o forse un episodio che mi ha fatto inizialmente un po' innervosire, dopo chiaramente l'ho dirottata in una risata, Olimpiadi 96, quindi Atlanta, la mia seconda Olimpiade, ci arriviamo da favoriti, purtroppo gli avversari sono più bravi, noi effettivamente durante l'anno facciamo effettivamente qualche errore e sul traguardo arriviamo quarti, ad un soffio dal podio ma quarti, che forse è il modo peggiore da favorito, sfiorarlo il podio ma non salirci. Quindi torno a casa, io sono di Padova e una testata locale mette in prima pagina la lista dei bocciati. Poi lo stesso gruppo di giornalisti, un po' dopo l'Olimpiade, organizza una pizzata, quindi io vado e gli dico: ho pensato se venire perché sono uno dei bocciati, non so se meritavo di essere qui presente. E chiaramente poi con tanti di loro ci conoscevamo e quindi abbiamo sdrammatizzato, però insomma all'inizio mi aveva un po' dato fastidio. Insomma, il giornalista sa anche bacchettare e a volte irritare, no? O far male. L'importante poi è riuscire a girare le cose, come dicevi prima parlando con Manuel, a girare le cose a tuo vantaggio. Quindi la prossima volta non voglio più essere tra i bocciati, ma voglio essere tra i promossi. Manuel, scusatemi, prego. Beh, detto che Rossano è stato promosso da tutta la base del canottaggio italiano, visto che è diventato presidente della federazione, insomma, è un caterpillar che appunto arriva dove vuole e soprattutto veicola il consenso necessario per questi ruoli. Certo. Manuel, tu sei un acceso fruitore dei social, tu usi molto il social, anche tu ti senti in qualche modo parte della comunicazione e del giornalismo? E se sì, quali sono i difetti o le correzioni che bisogna apportare al mondo della comunicazione via web per diventare credibili come un tempo, almeno un tempo, erano i giornali? Ma allora, sicuramente, definirmi assolutamente giornalista no, ma perché è una cosa molto più complessa che non faccio, però comunicatore sì, assolutamente. E alla fine quello che ci unisce, secondo me, è la questione della responsabilità, perché entrambi comunque rivestiamo un ruolo di responsabilità nel momento in cui parliamo di un qualcosa e soprattutto lo mettiamo alla merce di tutti. Ecco, io come comunicatore poi infatti mi ritrovo molto anche nelle parole di Giorgio, perché cerco di parlare in modo molto semplice, di arrivare, perché ecco, quella è la cosa poi fondamentale, no? L'arrivare, l'esserci, indipendentemente poi dal tipo di forma, l'importante è che arrivi, che sia chiaro. Quindi questa è sicuramente una cosa che ci unisce, che ci lega. Sono un comunicatore, utilizzi i social, non pensare che li utilizzi chissà quanto rispetto a tante altre persone che magari li utilizzano un po' inutilmente. Ecco, li utilizzo quando serve. E poi secondo me quello che non mi ricordo più l'altra domanda. Qual era? La domanda è: cosa serve per diventare autorevoli anche in questo mondo del web? Sicuramente sai cosa? Lì fa tutto, la credibilità che la persona si crea, no? E alla fine anche, penso possa esserlo paragonato tranquillamente anche per i giornalisti stessi. Io ne ho visti tanti, ne ho vissuti tanti un po' in tutti gli ambiti, dallo sport, televisione, gossip, musica, tutto. Quindi mi ricordo che ho letto di quelle cose veramente belle, e quando leggevo delle cose veramente belle erano sempre anche portate scritte da persone che comunque stimavo già e che comunque avevano una certa credibilità, no? L'atleta di per sé, quindi in questo caso io cerco sempre una credibilità per poi avere, ecco, efficacia quando parli con le persone, perché io soprattutto magari tratto anche tematiche molto delicate, molto importanti, che riguardano le difficoltà delle persone, quindi per forza di cose devi avere una credibilità che li faccia sentire sicuri, ecco. E questo secondo me è quello che che si deve ritrovare poi nelle persone. E per acquisirla secondo me bisogna semplicemente cercare a volte anche di fare magari un passo indietro quando va fatto,
fatto, non per forza dover essere lì, a dover essere in prima linea, a prendersi un qualcosa magari che non ci appartiene, ma anche saper rispettare, no, gli altri, i momenti, soprattutto i momenti che sono tanto importanti, come magari ecco nel caso mio, dopo l'incidente, io ero pronto mentalmente, diciamo, dopo un mese per entrare in acqua e andare a riprendermi il mio sogno, però poi se tu vai a vedere effettivamente quando ho fatto la mia prima gara sono passati 2 anni dopo il mio incidente, ecco, quindi questo anche, no, il sapersi mettere da parte nei momenti giusti per poi ecco, uscire nei momenti più corretti. Poi tutto questo insomma crea quella che è un po' la credibilità di una persona, e in quel momento poi una volta che parla può solo che essere ascoltata. Benissimo, signori, noi non so se abbiamo rispettato i tempi, però ringraziamo Sara Simeoni, Rossano Galtarossa e Emanuel Bortuzzo, grazie, hanno parlato per voi. Fermo un secondo nel frattempo che portano via le sedie. Grazie Giancarlo. Sara Simeoni a Mosca, quell'inno che nessuno cantò tranne lei, ce lo rifà sentire? No, perché Viva l'Italia! Proviamo a intonarlo. C'è il microfono? tappatevi le orecchie. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. Ma io non sarei mai riuscita se mi avessero chiesto. Grazie. E di Sara Simeoni ricordo anche una cosa, finiscono di portar via le sedie, mi ricordo che quel giorno in cui poi arrivò quell'1,97, che era nervosissima, no? Prima di fare quel salto, mi ricordo che mi disse, qualche anno fa, quando abbiamo fatto quella chiacchierata, che a un certo punto guardò su. Ho guardato anche su. Guardò su e di, ma guardati ste Olimpiadi almeno oggi, no? No, ho detto se oggi sei libero un po', buttalo. E l'ha buttato. Non ho mai avuto paura, però una volta. Grazie Sara Simeoni. Grazie. Chiediamo già ai nostri ospiti gentilmente se hanno piacere di unirsi poi al termine della cerimonia per la foto di gruppo. Ecco, li avvisiamo già e adesso... E adesso si fa sul serio, perché adesso c'è la ragione sociale del premio Juniores Giorgio Lago, le premiazioni. Allora io intanto chiamo sul palco Sergio Frigo, che a nome della giuria spiegherà gli elementi che hanno portato a questa selezione e alla vittoria ai 3 ragazzi. Buongiorno. Allora, diciamo che 2 parole su quello che è stato il premio. Quest'anno la partecipazione è stata elevata come succede da un paio d'anni, 67 partecipanti da 26 istituti scolastici di 6 province tra Veneto e Friuli. Una leggera prevalenza di candidate femmine rispetto ai maschi, meno marcata rispetto al passato, perché forse il tema delle Olimpiadi ha attratto anche i maschietti quest'anno, di più del passato. Come ci regoliamo? È un discorso che faccio un po' da qualche anno, lo ripeto perché non è che cambi, soprattutto i giovani che sono presenti, i ragazzi che sono presenti magari non l'hanno sentito ovviamente. Allora noi diciamo che si prende in considerazione innanzitutto la qualità dei contenuti e la capacità di organizzarli in maniera coerente. Ecco, questa è la prima cosa. Poi naturalmente subentra il linguaggio, quindi che deve essere chiaro prima di tutto, ma accattivante, cioè essere capace di catturare il lettore all'inizio e trasportarlo fino alla fine. Questa è la prima cosa, diciamo.
Poi quest'anno, vista la qualità effettivamente piuttosto elevata degli iscritti, diciamo che in negativo ha potuto come dire, influenzare la nostra valutazione, anche magari qualche piccolo errore di sintassi, di consecuzio, qualche magari anche semplicemente un testo un po' troppo lungo o un po' troppo corto, che sono cose che nell'attività giornalistica sono molto importanti. Ecco, in positivo invece abbiamo valorizzato la capacità, qualche invenzione stilistica, la capacità di sorprendere. Ecco, questa è stata una cosa che ci ha guidato poi nella scelta dei vincitori. Vista la qualità degli elaborati, c'erano vari altri candidati che avrebbero meritato di entrare fra i vincitori e abbiamo voluto anche nominare, dare una menzione speciale, al di là dei 3 vincitori che poi vedremo, abbiamo anche una menzione speciale perché appunto altro articolo che avrebbe meritato di essere vincitore. Esatto, sì, fra poco cominciamo da quella. Ecco, un'ultima cosa, per quanto riguarda il corpus complessivo degli articoli, abbiamo avuto l'impressione che ci sia stato un buon coinvolgimento degli autori che non si sono limitati ad affrontare la questione come un mero evento sportivo, ma hanno dato delle impressioni, delle valutazioni molto interessanti legate all'attualità, purtroppo la terribile attualità che ci troviamo a vivere, che è caratterizzata dalle guerre, dai conflitti, e in questo senso, andando al di là della retorica che siamo abituati un po' a sorbirci in queste occasioni, diciamo che sono stati capaci di evidenziare come le Olimpiadi non siano assolutamente capaci di fermare i conflitti o di sospenderli come avveniva ai tempi degli antichi greci quando sono state inventate, però abbiano la capacità di far vedere come si possa competere e anche competere in maniera piuttosto dura, piuttosto intensa, senza condividendo regole comuni e senza ricorrere alla violenza, naturalmente. Ecco, questo mi pare che sia un elemento che abbiamo potuto riscontrare dalla lettura dei testi. Grazie. Sergio Frigo lo invitiamo a venire da questa parte insieme a noi. Hanno raccolto l'eredità più bella che si possa ricevere, l'amore e la conoscenza. Invito qui i figli di Giorgio Lago, Francesco e Paolo Chiavaci Lago. Sergio Frigo poco fa appunto ha annunciato che la qualità degli elaborati ha portato anche alla scelta di arrivare ad una segnalazione al di fuori dei 3 premiati, quindi chiamo sul palco Sofia Masiero. Ok, allora leggo la motivazione. Stimolante riflessione dedicata alle Paralimpiadi che, rifacendosi alle loro origini, ne propone una lettura decisamente originale, una risposta forte degli atleti disabili a una guerra che ha seminato distruzione, disabilità, macerie. Molto valida la sottolineatura che dove la guerra toglie autonomia, lo sport la restituisce. Complimenti a Sofia Masiero, vista l'importanza di questo premio, anche una segnalazione, può essere una spinta importante per la carriera futura. Complimenti ancora.
Grazie, salutiamo Sofia e adesso, coerentemente con il tema delle Olimpiadi, ci avviciniamo al podio che non abbiamo qui fisicamente, ma cominceremo a scorrere partendo dal terzo vincitore, a te Domenico, ma prima terzo classificato. Scusami Domenico, prima invito qui per la consegna dei premi il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani e Giampiero Scarscioni, Direttore Generale di Tao Technologies. Buongiorno Presidente. Terzo classificato, Riccardo Antonello, Liceo Classico Giorgione, Castelfranco Veneto, quinta CSA. Chiamo con lui il dirigente Franco De Vincenzis. Ecco qui il premiato e il dirigente. Ora procediamo anche con la lettura della motivazione. Sì. Invito i premiati a posizionarsi proprio qui davanti, anche a favore della stampa che abbiamo con noi e che ringraziamo per raccontare questa mattinata. Allora io vado con le motivazioni, siamo un po' di corsa. Elaborato, composto con notevole realismo, perizia espositiva e capacità di visione che inquadra l'evento olimpico nella sua essenza, sottolineando con grande maturità che la sua vera mission, fuori di ogni retorica, non è fermare le guerre ma dimostrare che la competizione non implica necessariamente l'annientamento dell'altro. Molto apprezzabile l'esortazione finale a fare delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi un'occasione per educare la convivenza, contrastando il messaggio crudo della forza. Complimenti a Riccardo. Complimenti a Riccardo. Allora tu lo vuoi fare il giornalista o sono prove tecniche? No, io lo voglio fare, è sempre stato un sogno. Ma hai già iniziato? Non ho già iniziato, ma... Colleghi giornalisti, direttori, caporedattori, capocronisti che siete qui in sala, approfittate perché con la carenza di persone, di ragazzi che vogliono fare i collaboratori, i corrispondenti, lui è disponibile. Sì, sicuramente... Come ho detto prima, in un'altra occasione ho sempre apprezzato la figura del giornalista e ho sempre sperato e sognato di lavorare in ambito giornalistico, soprattutto questo premio è stata un'ottima occasione, direi, e ci tengo soprattutto a sottolineare che io ho sfruttato l'occasione soprattutto perché sono un amante dello sport, in particolare del calcio, e quindi questa situazione delle Olimpiadi è stata proprio perfetta, ecco, per esprimere i miei pensieri sia in ambito giornalistico che in ambito sportivo, ecco. Pronto per autocandidatura, ma arriveranno in molti. Sentiamo l'esultanza anche dei compagni. Il dirigente De Vincenzis è particolarmente orgoglioso perché, lo faccio dire a lei proprio in 2 secondi, anche Sofia Masiero è del Liceo Giorgione di Castelfranco. Complimenti anche a Sofia. Grazie dirigente. Adesso invitiamo Riccardo e il preside a spostarsi da questa parte, c'è tempo ancora per qualche foto soltanto per i premiati, mentre noi andiamo avanti con il nostro podio. Arriviamo quindi al secondo posto e abbiamo seconda classificata Sara Perin, Liceo Statale Duca degli Abruzzi di Treviso, classe quinta AC. Invito anche il dirigente del Liceo Duca degli Abruzzi, la professoressa Emilia Imbrenda. Allora andiamo con le motivazioni.
scritto molto stimolante e provocatorio sul vero messaggio dei Giochi Olimpici, che smonta la retorica di chi finge di dimenticare le guerre per costringerti al contrario a guardare in faccia le tensioni e i conflitti e a prenderne atto per strapparli al silenzio e all'indifferenza. La vicenda dell'atleta ucraino squalificato per col casco con le immagini degli atleti ucraini caduti, resa con efficacia descrittiva, diventa in tal senso una forte denuncia contro l'ipocrisia di chi, a partire dal Comitato Olimpico, proclama la presunta neutralità dello sport. Allora non è il caso di dire Sara svegliati è primavera, perché insomma ti sei svegliata bene con questo risultato. Nei tuoi progetti c'è questa strada oppure ci penserò? Allora, diciamo che la mia è più una passione, non la vedo più tanto come una professione futura, ho altri progetti, però la mia passione è iniziata con la scuola di reportage che ho frequentato, Goffredo Parise, qui a Treviso, con Maria Rosaria, al quale è stato consegnato il premio Riflettore Donna quest'anno, e con loro, insieme anche grazie a Lisa Iotti e Antonio, ho coltivato questa mia passione per il giornalismo. E vuoi buttare via tutto questo? No, è più una passione che voglio tenere per me e poi se ci sarà l'occasione sarà da condividere. Bene. Idee chiare? Ci dirà. E adesso siamo arrivati al momento del primo posto. Prima però di annunciare il nome, Chiamiamo invitiamo il sindaco di Treviso, Mario Conte. Prima classificata Martina Faccio, Liceo Brocchi, Bassano della Grappa. Chiamo anche la dirigente Martina Polo. Allora leggiamo le motivazioni. Contributo che mette l'accento sull'essenza dello spirito olimpico come incontro-confronto con l'altro, restituendo alla competizione sportiva quello spirito originario che troppo spesso è stato negato o distorto dalla politica. Ma proprio a proposito dell'abile confine tra politica e sport viene messo opportunamente in luce come le Olimpiadi possano offrire una ribalta internazionale a dei gesti atletici che diventino efficaci messaggi di pace. Martina, allora che farai? Sfrutterai questa opportunità? Sì, sicuramente, mi è sempre piaciuto scrivere in qualsiasi ambito, veramente, e questo premio mi dà un'importante opportunità da questo punto di vista, quindi non mancherò di coglierla, insomma. Bene. 2 su 3 sembrano indirizzati su questa strada. Adesso noi invitiamo Martina con la dirigente sempre da questa parte. Prima di scendere rimanete comunque nei paraggi perché poi faremo la foto e congediamo i nostri ospiti che hanno... aspettate un secondo, cortesemente, siete richieste, Martina, siete richieste, scusate se
Mi sono permessa, collaboro un po' con la stampa visto che è un premio giornalistico, lo facciamo qui. Abbiamo salutato i nostri ospiti, allora li ricordiamo, i nostri Francesco e Paolo Chiavacci Lago, abbiamo avuto Giampiero Scarscioni per Tau Technologies e poi ancora il Presidente è stato qui con noi, il Presidente Stefani e il Sindaco Mario Conte per le premiazioni. Adesso c'è un'altra parentesi molto giornalistica, per questo chiamo Elena Magro, che è vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, e Tiziano Graziottin, che è direttore della scuola di giornalismo Dino Buzzati. Grazie, buongiorno a tutti e complimenti veramente ai vincitori del premio. Come Ordine dei giornalisti del Veneto siamo veramente felici di sostenere questo premio e ci auspichiamo che questi ragazzi, ma anche tutti coloro che hanno partecipato, vogliono intraprendere la professione giornalistica, perché abbiamo bisogno di nuove energie e di nuovi punti di vista. Mi piace poi riprendere le parole che ho sentito prima da Giorgio Lago, mi auguro anche con un prevalere dell'essere più che dell'apparire. Per dare un aiuto concreto quindi a questi ragazzi abbiamo deciso di abbiamo deciso di dare la possibilità ai vincitori di partecipare al primo corso di formazione per pubblicisti della Scuola di giornalismo Dino Buzzati, ma di estendere questa opportunità anche ai vincitori delle precedenti edizioni. Quindi un modo concreto per veramente aiutare questi ragazzi che vogliono trasformare questa passione in un percorso professionale. Allora lascio la parola al direttore della Scuola Dino Buzzati, Tiziano Graziottin, che entra nel dettaglio di questo corso. Grazie Elena. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, ricordo che quando facevo parte del comitato di redazione avevamo un incontro con Giorgio Lago e Giorgio ci disse: ragazzi, guardate che se vogliamo essere noi Gazzettino all'altezza di questo presente, perché ricordo che allora il Gazzettino era veramente una macchina straordinaria che vendeva oltre 100.000 copie ed era un punto di riferimento per tutta Italia, e lui disse: dovremmo scendere di più in profondità, dovremmo essere molto più agganciati col territorio, dovremmo avere un rapporto molto più forte con le comunità locali. Partendo da questa considerazione che, ahimè, forse non è stata poi molto rispettata dagli editori, però quando sono diventato 2 anni fa giornalista, direttore della scuola di giornalismo Dino Buzzati, ho pensato prima di tutto a fare qualcosa per i collaboratori dei giornali, che sono la prima linea del giornalismo, soprattutto a livello territoriale, e che dal mio punto di vista avevano anche bisogno di una attenzione maggiore da parte del nostro ordine. Ho trovato l'assoluta condivisione su questo progetto da parte dell'ordine, del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, e quindi partiremo in realtà a maggio col primo corso a livello nazionale per i collaboratori dei giornali, essenzialmente giornalisti pubblicisti, ma anche coloro che stanno facendo questo percorso. E visto che il premio intitolato a Giorgio Lago, che mi assunse nell'ormai lontano 1991 e che ricordo con grande affetto, come diceva Elena, abbiamo deciso di dare la possibilità ai vincitori di questo premio, ma anche delle passate edizioni, di partecipare a questo corso appunto che inizierà il 28 aprile per 5 mattinate all'M9 di Mestre, proprio perché loro possano entrare dalla porta principale in questo mondo che resta un mondo dal mio punto di vista straordinario, e che abbiano l'opportunità veramente di diventare giornalisti con la G maiuscola, avendo piena consapevolezza di come si fa questo lavoro, sia sul piano proprio della capacità che anche sul piano deontologico, e quindi vi aspettiamo. Grazie. Grazie Tiziano, grazie Elena, mi sembra un'ottima iniziativa, perché proprio i collaboratori, i corrispondenti dei paesi
Grazie. Sono i terminali, ecco, dei giornali, quindi sono figure molto, molto importanti. Claudia. E adesso siamo in chiusura, ma non prima di aver lanciato il tema per la prossima edizione, quindi un momento che credo sia di particolare interesse per i dirigenti che abbiamo con noi quest'oggi e per i docenti, perché poi potranno immediatamente portare questa notizia nei loro istituti, invitando gli studenti a partecipare al prossimo bando. Per annunciare e spiegare questo tema invitiamo con noi il professor Marco Almagisti. Perfetto, bene, vi ringrazio a nome anche del Centro Giorgio Lago dell'Università di Padova, che ho l'onore di dirigere. Ringrazio per questo bellissimo momento. Scusate anche l'emozione, che è supplementare rispetto a tutti gli anni passati. C'è anche la possibilità di aver visto da vicino Sara Simeoni. Per un bambino nato a Brescia negli anni 70 è un mito assoluto per me, quindi sono molto emozionato davvero. Ho l'occasione di annunciare appunto il tema del prossimo anno, che sarà un tema molto importante per il Nord-Est: giovani al bivio, restare o lasciare il Nord-Est, che è uno dei fenomeni che stiamo vivendo, e noi all'università lo viviamo molto da vicino. Siamo anche orgogliosi di formare la classe dirigente, ma spesso di altri paesi, quindi siamo contenti di vederli migrare, ma a volte appunto ci chiediamo se stiamo facendo abbastanza. Da ormai 10 anni si registra in Italia il fenomeno della fuga dai cervelli e delle braccia, dei corpi anche. A decine di migliaia, soprattutto giovani, se ne vanno in misura crescente all'estero per trovare migliori possibilità e condizioni di impiego, non solo sotto il profilo delle retribuzioni, ma anche delle possibilità di carriera e di qualità della vita. È un fenomeno molto accentuato nelle regioni del Nord-Est, con un costo umano e materiale molto elevato. Allora ci piacerebbe riflettere su questo fenomeno importante da affrontare tutti assieme, e farlo cominciando proprio ascoltando le parole delle ragazze e dei ragazzi più giovani. E questo è l'impegno per l'anno prossimo. Grazie. Grazie a Marco Almagisti, direttore del Centro Studi Giorgio Lago dell'Università di Padova, grazie a Sergio Frigo, e noi adesso... Claudia, con 2 minuti di anticipo arriviamo alla conclusione. Ringraziamo Coinè Comunicazione, Alessandra e tutto il suo staff per la consueta cura con cui ci prepara il premio, la famiglia Lago e tutti voi che avete partecipato quest'oggi. Ci diamo appuntamento. Addio piacendo. Speriamo alla prossima edizione. Arrivederci.